ufficiale allo storico Caffè Pedrocchi di Padova della nuova squadra dello Sport Veneto, ovvero i delegati provinciali, dopo la modifica statutaria apportata di recente. Ad annunciarla sono stati riconfermato presidente regionale del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, che in questi giorni è anche stato eletto nel Consiglio nazionale del CONI, ed il segretario Paolo Barbieri, alla presenza dei rappresentanti provinciali. La figura del delegato, come è noto, ha sostituito quella del presidente provinciale. Non sono più presidenti, ma sono delegati della presidenza regionale. Questo però devo tranquillizzare le società sportive, le federazioni, che le 7 realtà del territorio veneto rimangono, cioè le sedi rimangono, ospiteranno le federazioni e ospiteranno anche i delegati. Ecco il termine nuovo che il CONI ha voluto dare a questi rappresentanti del territorio provinciale. Molto è stato concentrato a livello regionale, l'amministrazione, la decisione del libro delle società sportive, sono stati tutti i settori che erano invece svolti prima sul territorio, adesso saranno svolti a livello veneto. Però devo assicurare che tutta quella operatività, quindi l'alfabetizzazione motoria, i giochi sport, le feste in piazza, la presenza del delegato rimane invariata. Lui rappresenterà lo sport in tutte le province del Veneto e oggi gli vogliamo presentare i 7 delegati che faranno grande il CONI, composto da 76 membri che vengono eletti da tutte le realtà del CONI, nelle varie realtà sia istituzionali, come possono essere rappresentanti del territorio o presidenti di federazione. Ci riuniremo per eleggere il presidente del CONI nazionale e la sua giunta. Questo è molto importante perché inizierà un quadriennio olimpico che ci porterà alle Olimpiadi del Brasile. Questi i nomi dei delegati nominati per il quadriennio olimpico 2013-2016: Luciano Trevisson per Belluno, Dino Ponchio per Padova, Marco Bonvento per Rovigo, Giovanni Ottoni per Treviso, Renzo De Antonia per Venezia, Stefano Gnesato per Verona, Marco Franceschetto per Vicenza. Trevisson, Ponchio, Ottoni, De Antonia ricoprivano anche in precedenza l'incarico di presidente provinciale, mentre Bonvento, Gnesato e Franceschetto sono di prima nomina alla guida del CONI provinciale, rispettivamente a Rovigo, Verona e Vicenza. Sono un nome nuovo, vengo dal mondo dello sport, sono stato presidente di società, una società che si occupa tuttora di triathlon e atletica leggera. Mi sono candidato per fare qualcosa di promozione sportiva e nel mondo dello sport a Rovigo secondo me ce n'è molto bisogno. Rovigo fino ad oggi negli atleti veneti che hanno partecipato alle Olimpiadi ha dato un contributo probabilmente inferiore rispetto a quello che sono le potenzialità del territorio, per cui mi auguro in questi 4 anni di riuscire veramente a scovare e a crescere i campioni che ci rappresenteranno a Rio 2016. Cambia il nome, ma non la realtà territoriale, ha ribadito in avvio dei lavori il presidente veneto del CONI Gianfranco Bardelle, anche in veste di neoconsigliere nazionale. Questo è l'inizio di un nuovo percorso che ci porterà fino ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016. Si tratta di un cambiamento epocale, ma il ruolo sul territorio non cambierà. Manterremo infatti aperte tutte le sedi provinciali, ha aggiunto il presidente Bardelle, anche se alcuni servizi verranno gestiti a livello regionale. Il nuovo ruolo del delegato provinciale è comunque in via di definizione e avverrà tra breve con l'elezione della nuova dirigenza nazionale del CONI. Si tratta di capire se il ruolo resterà lo stesso, perlomeno nei fatti, e non, anche se cambia il nome. Diciamo che questa è una promessa che ci è stata fatta e in base a questa ho accettato di fare il delegato. Riservandomi poi eventualmente di dare le dimissioni se il ruolo del delegato resterà quello che attualmente prevede il regolamento del CONI. I problemi dello sport sono ben altri e su questi ci sono parecchie pagine da girare. Sicuramente quello della trasformazione da presidente delegati non è il problema principale dello sport, è comunque un tassello che aumenterà sicuramente, se appunto non avremo un ruolo simile a quello che avevamo in precedenza, le difficoltà che oggi hanno le piccole società che non troveranno più supporto nel territorio, perché è impensabile
che il regionale possa seguire con l'attenzione che hanno sempre avuto tutte le società del Veneto. 4 anni ovviamente impegnativi per lo sport, anche se il nostro ruolo sul territorio ha ben poco a che fare con gli altri vertici. Il nostro compito è sempre stato quello della promozione, dell'allargamento della base, dalla quale poi vengono anche i grandi campioni, ma questi si costruiscono nelle federazioni, non è il CONI che ha, o perlomeno il CONI del territorio che ha questo compito. Dopo l'elezione del presidente nazionale, che subentrerà a Gianni Petrucci, che è alla guida del CONI dal 1999, ha ricordato Bardelle, saranno anche definiti i compiti dei delegati provinciali. La nuova dirigenza del CONI si è già resa disponibile a dare un ruolo più importante a queste nuove figure provinciali rispetto a quello che era stato ipotizzato in una prima fase. A supporto del delegato servirà anche un gruppo di lavoro e dei mezzi idonei. Per questo motivo sono state presentate alcune nostre proposte con un apposito documento, ha concluso Bardelle. Quindi a livello provinciale ci sarà il CONI per portare avanti i progetti nazionali come è stato fatto fino ad oggi.